è un settore che ha una criticità importante, sta vivendo in questo momento un rinnovo contrattuale di un CCNL che è scaduto nel 2013 e ha avuto una difficoltà enorme nel tentare di arrivare a una soluzione, diciamo, che fosse il meno peggio per tutti. Uno dei problemi più grossi che si sono riscontrati nel rinnovo contrattuale è appunto il fatto che è un sistema regionale dove l'autonomia differenziata è già sperimentata e dove le unità di costo standard, che è il parametro orario che ogni regione mette a disposizione degli enti di formazione e delle agenzie accreditate per effettuare questo servizio, che è anche un assolvimento di obbligo scolastico e quindi siamo a livello di istruzione, sono completamente diversi. Abbiamo parametri che arrivano dai 72 euro ora ai 152, quindi è chiaro che la possibilità di erogare un servizio si differenzia in maniera importantissima a seconda delle disponibilità economiche. Siamo arrivati a un punto a livello nazionale di sottoscrizione di ipotesi di contratto il 5 di dicembre con una riforma contrattuale che prevede sostanzialmente un rinnovo tabellare per quanto riguarda la parte economica, che si concretizza sostanzialmente nel 5% di aumento nel biennio 24-25 e una forma di indennità di vacanza contrattuale che non si può dire che sicuramente va a coprire quello che è il mancato realizzo economico avvenuto in questi 10 anni, perché si parla di 1.000 euro erogabili in 4 anni con forma di welfare aziendale. È importante essere arrivati ad una conclusione di una sottoscrizione di un contratto che rischiava di sparire, essendo ormai da oltre 10 anni fermo e immobile. È da augurarsi sostanzialmente che questa cosa non accada nella scuola statale.